Un Super Agrigento supera per 3-0 il Palermo e si aggiudica il torneo Pietro Paolo Brucato, un successo ampiamente meritato per la delegazione di Agrigento, che per la prima volta nella storia si aggiudica il prestigioso torneo con la categoria allievi. Alla fine il grande lavoro svolto dallo staff tecnico guidato dall'ottimo Lillo Giardina, consorzio Aruta, collaboratore il medico Pietro Curella e la perfetta organizzazione dei dirigenti Caramanno e Butera ha regalato, grazie a un gruppo di ragazzi splendidi, un successo di prestigio alla delegazione del presidente Stefano Valenti. Il match ha visto l'Agrigento compatto e pronto a pungere. Al quinto Guadagnoli calcia al lato, al 13° angolo di Lauria, Arcieri spizzica di testa per Greco che colpisce la traversa. Al 39° una bella punizione dal limite di Saccà e deviata in un angolo della barriera. Nella ripresa c'è la svolta del match con Mister Giardina che indovina un doppio cambio dentro gli attaccanti Traina e Foti. Al 14° Todaro Tiglia, un grandioso a chiudere lo specchio della porta a Sidoti. Al 15° Giovannino Traina del Camarat raccoglie un passaggio di Pesarini, si coordina e mette alle spalle di Gallina. Al 27° micidiale contropiede di Gioele Foti, Agrigento che supera un avversario con un perfetto tiro in diagonale, gonfia la rete per il 2-0. Al 36° il giusto premio per Lauria Medi, Santa Sofia di Licata, che incunia in mezzo a due avversari, insiste e di collo pieno scaraventa sotto la traversa e la rete del 3-0. Al fischio finale grandi festeggiamenti tra i ragazzi dell'Agrigento e la premiazione a cura del presidente regionale Santino Lopressi, con la speciale presenza dei familiari del compianto Pietro Paolo Brucato, il figlio Giuliano e la sorella Maria con il cognato Lillo Alberti. Ringrazio per essere qui tanti dirigenti del comitato regionale, la segretaria, il presidente dei revisori, consiglieri e delegati. Ringrazio voi ragazzi per il gioco in campo e dobbiamo essere tutti contenti perché questo è un gioco. Se non siamo contenti noi che rappresentiamo la federazione, non è che si è perso niente. Quindi c'è chi ha vinto e c'è chi non ha vinto, però è un gioco. Anche sugli spazi dobbiamo capire e dobbiamo educarli a capire che c'è una partita, c'è l'agonismo, finita la partita c'è il gioco, questo è stato un gioco, ci siamo divertiti.